Il 4 dicembre prima udienza per i giovani coinvolti nella vicenda che riguarda Alice Schembri. Al via le giornate a Piazza Cavour sulla prevenzione cardiovascolare. A piccoli passi verso la società Aeroporto Valle dei Templi. Presentati in prefettura ad Agrigento gli eventi legati alla settimana della protezione civile. La festa della democrazia cristiana a Ribera alla presenza del segretario Totò Cuffaro. Benvenuti su TVA Notizie. 2 agrigentini rinviati a giudizio per la vicenda che riguarda la giovane Alice Schembri, la cui fine ha sconvolto l'opinione pubblica, che adesso si attende una condanna esemplare. Il 4 dicembre a Palermo la prima udienza. Il servizio di Margherita Trupiano. Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, Marco Gaeta, ha rinviato a giudizio 2 giovani accusati di violenza sessuale di gruppo e produzione di materiale pedopornografico. La vicenda è quella dell'agrigentina Alice Schembri, la giovane all'epoca dei fatti quindicenne che dopo 2 anni di tormenti si tolse la vita dopo essere stata stuprata e il cui filmato fu immesso in rete dai suoi aguzzini. Un caso che ha scosso l'opinione pubblica dopo il suicidio della giovane che si è lanciata nel vuoto dalla rupe Atenea. La denuncia per istigazione al suicidio era stata archiviata nel 2018, ma la procura di Agrigento ha riaperto il caso perché ha trovato il filmato dello stupro, indagando i responsabili. I genitori della ragazza si sono costituiti parte civile e si sono associati alla richiesta della procura di disporre il rinvio a giudizio. I difensori dei 2 imputati, gli avvocati Daniela Posante e Antonio Provenzani, avevano chiesto al giudice di emettere una sentenza di non luogo a procedere. Rigettata dunque, il processo a carico dei 2 presunti stupratori si aprirà il 4 dicembre prossimo, giorno nel quale è stata fissata la data della prima udienza al Tribunale di Palermo. I 2 saranno giudicati dai giudici della prima sezione penale presieduta da Alfonso Malato. Perché ciò che è accaduto restasse a futura memoria dei giovani, per iniziativa del Club Sor Optimist di Agrigento, alla giovane è stata intitolata l'aula del linguistico del liceo Leonardo che frequentava. Hanno avuto inizio a Piazza Cavour le giornate della prevenzione cardiovascolare. Arturo Cantella. Dottore Vaccaro, oggi la prima giornata di screening, un buon risultato considerando anche le tante richieste che state avendo. Possiamo fare già un primo bilancio, cosa chiede, quali sono i primi risultati almeno dalle prime ore dei controlli? Sì, abbiamo iniziato da poco, per fortuna c'è una bella giornata, quindi la gente è invogliata a venire, abbiamo anche predisposto un riparo dal sole. Abbiamo iniziato le prime visite, primo riscontro, posso dire magari qualche caso di ipertensione mal controllata nonostante la terapia, quindi abbiamo modificato la cura e invitato il paziente a svolgere controlli successivi. Sicuramente nella giornata di oggi ci aspettiamo una grande affluenza, ma anche domani e dopodomani, e invitiamo, ribadisco, numerosa popolazione, ma sottolineo soprattutto i pazienti con fattori di rischio, non tanto il paziente giovane, ma il paziente diabetico, iperteso, in cui va fatto uno screening cardiovascolare semplice, a basso costo, che consiste nell'esecuzione dell'elettrocardiogramma. Questi dati sono importanti perché verranno conservati oltre 10 anni, quindi può essere un punto di riferimento per la propria cartella clinica, insomma, del paziente. Sicuramente può essere un punto di riferimento, soprattutto, come dicevo poc'anzi, per l'elettrocardiogramma, perché il paziente, se nel corso degli anni dovesse andare incontro magari a modifiche elettrocardiografiche, è bene sempre fare il paragone con i controlli precedenti. Ecco, oggi tieni a mente il tuo cuore, tieni a mente il tuo cervello, primo giorno, esordio qui in Piazza Cavour. Quanto è importante un'iniziativa come questa anche per la salvaguardia della propria salute, anche per la prevenzione della propria salute? È un'iniziativa pregevole. È un onore averla fatta ad Agrigento perché offre alla popolazione agrigentina veramente qualcosa di importante
permette di prevenire gli eventi cardiovascolari attraverso questo screening. In questi 3 giorni saremo qui impegnati per fare il maggior numero possibile di visite ed elettrocardiogrammi e per andare a vedere quali sono i fattori di rischio e per rendere le persone più consapevoli dei possibili rischi a cui possono andare incontro nel corso della loro vita e cercare in qualche modo di porre rimedio e di frenare questi fattori di rischio attraverso tutta una serie di interventi che possono andare semplicemente dalla correzione dello stile di vita fino all'uso dei farmaci. Quindi l'invito è di venire numerosissimi e fare il maggior numero di screening possibili, perché questo si tradurrà in maniera inequivocabile in una diminuzione nel futuro di eventi cardiovascolari. Ecco, possiamo fare già un primo consuntivo di questo screening che state facendo, dottore? Sì, assolutamente. La partecipazione è stata, come ogni anno d'altronde, abbastanza cospicua. La sensibilità della popolazione generale verso le patologie cardiovascolari è crescente, è maggiore la consapevolezza in termini di rischio e soprattutto del beneficio connesso alle strategie preventive. Pertanto noi ci aspettavamo questo tipo di partecipazione da parte della comunità. Devo dire che l'iniziativa di oggi rappresenta un cardine nell'armamentario terapeutico che abbiamo in cardiologia per contrastare le malattie cardiovascolari, che rappresentano la prima causa di mortalità e morbidità nel mondo occidentale, e la prevenzione sicuramente è un'arma vincente. Prevenire una malattia significa curarla al 100%. Ecco, l'abbiamo vista poco fa effettuare proprio una visita dal vivo. Ecco, possiamo fare già un consuntivo, che cosa sta emergendo e quanto sono importanti anche queste iniziative fine alla prevenzione, dottore? Allora, in questa prima giornata in piazza Cavour di Tira a mente il tuo cuore, tira a cuore il tuo cervello, abbiamo visto che c'è già una bella affluenza. Abbiamo già esaminato decine di pazienti con elettrocardiogramma, misurazione della pressione, anamnesi per quelli che sono i fattori di rischio. Questa, come abbiamo già fatto da quasi un decennio a questa parte, è una iniziativa che serve appunto a far prendere coscienza alle persone di quello che può essere, diciamo, la prevenzione cardiovascolare, la sua importanza nei termini appunto che riguardano il rischio di sviluppare le malattie cardiovascolari e cerebrovascolari nell'arco dei 10 anni successivi. Qui abbiamo una carta del rischio con una classificazione a colori che ci dice appunto, in base a tutti i fattori di rischio che noi andiamo ad analizzare, qual è il rischio cardiovascolare nei prossimi 10 anni per il paziente. E in questo caso, ad esempio? In questo caso il paziente dobbiamo finire di esaminarlo, ma questo è un paziente che ha un rischio cardiovascolare medio-alto, quindi stiamo fra il 15 e il 20% di sviluppare eventi cardiovascolari e cerebrovascolari a 10 anni. A piccoli passi verso la costituzione della società Aeroporto Valle dei Templi è arrivato il sì della competente Commissione europea, il servizio di Margherita Trupiano. L'aeroporto di Agrigento incassa il sì da parte della Commissione parlamentare permanente politiche dell'Unione Europea. L'organismo ha infatti espresso parere sulla possibilità che venga convertito in legge il decreto che contiene anche l'assenso alla costruzione di un hub aeroportuale centro-meridionale che serva le province di Agrigento e Caltanissetta. A questo punto tutto passerà al vaglio della Commissione Bilancio per poi essere votato in aula dalla Camera e al Senato. È un passo in avanti importante per la provincia agrigentina. Tutti i componenti di centrodestra della commissione parlamentare hanno votato positivamente la mia proposta di realizzare uno scalo aeroportuale agrigentino e di promuovere al primo livello la questura della città di Agrigento. Continuerò a lavorare per il bene della mia terra, lo ha sostenuto dopo aver diffuso la notizia il relatore del decreto, il deputato nazionale agrigentino
Agostino Calogero Pisano. Conclusa dunque la campagna di sottoscrizione delle azioni avviata lo scorso 5 giugno, sono state 2007 quelle registrate per un totale di 2 milioni di euro e sono quelle per la SPA Aeroporto Valle dei Templi di Agrigento. Il prossimo step prevede la costituzione della società per azioni, prima della quale però ed entro il 31 dicembre i sottoscrittori dovranno versare il 25% delle azioni. Settimana della Protezione Civile ad Agrigento, titolo dell'iniziativa La Protezione Civile e Cultura. In prefettura c'è stata la presentazione degli eventi che prevedono il coinvolgimento delle scuole. Arturo Cantella. Il Comune di Agrigento partecipa a questa iniziativa dando il suo contributo in che modo? Sì, su input della Prefettura stiamo organizzando, grazie al decisivo apporto anche del Libero Consorzio, questa settimana della Protezione Civile, prevedendo tutta una serie di manifestazioni in remoto ma anche in presenza, soprattutto con i ragazzi delle scuole medie, superiori e quant'altro, per diffondere i temi della protezione civile. Nella fattispecie come Comune, oltre a collaborare strettamente con la Prefettura, che ringraziamo ampiamente per il lavoro certosino che sta sviluppando, stiamo mettendo a punto i temi che riguardano significativamente il piano di protezione civile comunale. Il Libero Consorzio, ovviamente, avendo ampio respiro su base provinciale, si occuperà anche di diversi comuni della provincia. Sono delle iniziative che partono a livello nazionale, vengono recepite poi anche a livello regionale dalla protezione civile, servono a sviluppare le coscienze di protezione civile, perché tutti noi siamo convinti che il primo a fare protezione civile deve essere il singolo cittadino. A livello nazionale si stanno sviluppando un sistema di allertamento, IT Alert, che è stato testato già in Sicilia, è l'esempio più significativo. Abbiamo già da tempo previsto, visto che negli ultimi giorni si parla tantissimo di campi flegrei, la possibilità eventualmente di accogliere non solo in Sicilia ma anche nel comune di Agrigento eventuali sgomberati che dovessero arrivare da quella zona. Siamo ampiamente coscienti che sui temi della protezione civile bisogna in sinergia lavorare tutti assieme per creare prima le coscienze e sperare che i piani e tutto il sistema di allertamento e protezione civile restino sempre nei cassetti e non vengano mai effettivamente usati. A Ribera, festa dell'amicizia a cura della Democrazia Cristiana, alla presenza del segretario del partito Totò Cuffaro. Il servizio. Al via a Ribera ieri la festa dell'amicizia, una 3 giorni di confronti, dibattiti e spettacoli che torna dopo 30 anni a celebrarsi. Al taglio del nastro il presidente dell'Ars Calvagno, l'onorevole Rotondi, nome storico della Democrazia Cristiana, il sindaco di Ribera, il presidente Cuffaro, l'onorevole Carmelo Pace, il presidente Pullara, l'europarlamentare Donato, l'assessore Albano. Successivamente il primo incontro dedicato ai giovani. Si torna la festa della Democrazia Cristiana, torna dopo 30 anni, perché è tornata la Democrazia Cristiana. Tanti giovani, tante donne, tanti militanti, tanta gente che torna a casa, tanta gente che riscopre il gusto e il valore della politica, tanta gente che sfiduciata in questi anni adesso ritrova la voglia di partecipare, soprattutto la voglia di tornare ad essere utile al partito, alla società e alle istituzioni. E questo è il compito della Democrazia Cristiana, ridare fiducia alle persone e soprattutto tornare ad essere dentro le istituzioni protagoniste per far vincere le cose che contano, i valori che ci appartengono, la famiglia, la solidarietà, tutto quello che in questi anni la politica purtroppo non ha tenuto in considerazione. Questa festa, trattando questi temi e partendo da questi temi, dalla pace soprattutto all'accoglienza, vuole dare un segnale ben preciso di un partito che torna ad essere centrale nel sistema della politica.
c'è un grosso partito, quello dell'astensionismo. La politica di questi giorni, con tutti i suoi deficit, potrà operare per recuperarlo? Ma se la gente non va a votare ci sarà un motivo, perché sente la politica distante, perché la politica non è più partecipazione, perché la politica ormai è soltanto talk show televisivi, ma c'è un motivo che vale più di ogni altro: la gente non ha più una spinta ideologica per andare a votare, perché non ha trovato più negli ultimi 30 anni dentro la lista elettorale quel simbolo a cui poter dare e affidare la propria fiducia. Mio padre il giorno della domenica del voto si metteva il vestito buono della festa, dico mio padre per dire il padre di ognuno di quelli che ci ascolta, perché riteneva che quel giorno, il giorno del voto, a lui fosse affidata certamente la consapevolezza di difendere una ritrovata democrazia e una ritrovata libertà, e certamente la capacità di affidare a un partito di idee come meglio rappresentare le cose in cui lui credeva. Se la gente non va a votare e non si mette più il vestito buono della festa, perché negli ultimi anni non ha ritenuto di trovare quel simbolo a cui dare la fiducia. Ecco, noi contribuiamo a ridare fiducia alla gente rimettendo nella scheda elettorale un simbolo che non è soltanto un simbolo che cambia, è un simbolo che vuole significare alcune scelte valoriali. Quel simbolo vuol dire che vuole difendere la famiglia, che vuole difendere l'accoglienza, che vuole difendere la solidarietà, che vuole difendere quelli che non hanno voce e che non riescono a difendersi dicendo quello che pensano. Ecco, tutte queste cose ci sta dentro quel simbolo con la scritta Democrazia Cristiana, e io credo che tante persone oggi qui presenti, numerose, che non andavano a votare, stanno ricominciando a partecipare alla vita pubblica e a tornare al voto. Che spazio c'è all'interno di un sistema comunque bipolare per fare questo tipo di discorso? Il sistema bipolare non è certo il sistema migliore, perché un partito storico come la Democrazia Cristiana possa tornare ad essere protagonista. C'è qui insieme a noi l'amico Gianfranco Rotondi, col quale stiamo ragionando perché possa esserci una Democrazia Cristiana unica e rappresentativa di una cultura politica. È difficile, ma noi faremo la nostra parte sapendo che oggi devi scegliere da che parte stare, perché questo è il sistema. Ma oggi la Democrazia Cristiana ha scelto da che parte stare, sta nel centro-destra, però sapendo che in quel centro-destra vuole rappresentare un centro che oggi è diventato troppo piccolo. Una volta era centro-destra, oggi è destra-centro. Ecco, la Democrazia Cristiana vuole far sì che torni ad esserci un centro-destra, dove il centro possa rappresentare, e questo lo devono dire gli elettori, in qualche modo una parte importante di questa nostra vita e partecipazione politica. Noi vogliamo essere un partito che sta nel centro-destra con la nostra storia e la nostra cultura. Se le condizioni elettorali di partecipazione ci imborranno, perché c'è lo sbarramento di dover scegliere, valuteremo certamente conquistare, ma noi abbiamo la segreta ambizione, assieme agli altri amici delle altre democrazie cristiane che vogliamo mettere insieme, di poter essere un giorno certamente alleati e leali nel centrodestra, ma facendo diventare protagonista la nostra storia. La festa dell'amicizia nacque nella Democrazia Cristiana per fare in modo che le correnti avessero un luogo in cui parlarsi. Adesso non ci sono più correnti della Democrazia Cristiana, ma ci sono più partiti che si richiamano alla Democrazia Cristiana. Da questo punto di vista il ruolo della festa dell'amicizia rimane attuale, perché dà un appuntamento a tutti quelli che si richiamano con diverse modalità organizzative allo stesso pensiero. Forse Cuffaro vi preoccupa? Non è troppo egemone nell'area di centro? No, non lo volete? No, mi preoccupa perché ci fa fare viaggi molto lunghi per ritrovarci, però come vede ci arriviamo.
con l'UDC, penso per esempio alla creazione dell'UDC, sicuramente altre anime. Sicuramente i partiti che si richiamano alla Democrazia Cristiana sono quello di Totò, l'UDC di Lorenzo Cesa e, se permettete, la cosiddetta DC di Rotondi, che è in Parlamento dal 2004 come Democrazia Cristiana, perché io ci sto più o meno come un arredo parlamentare da 30 anni, quindi anche prima. È chiaro che se queste formazioni, almeno fino al livello delle elezioni regionali, si mettono assieme, è tanto di guadagnato per tutti. Oggi un grande momento, quasi di ripartenza per questa nuovo progetto politico che ha comunque radici lontane. Sì, è vero, oggi per noi è una grande festa, non è solo una partenza perché già abbiamo fatto un bel po' di strada, infatti rappresentiamo le istituzioni in tante amministrazioni, anche alla regione, per cui diciamo il partito già si è radicato. Oggi è una grande emozione vedere soprattutto tanti giovani che scommettono in questo partito pieno di ideali e noi saremo al loro fianco per portare avanti questo percorso. Una festa fortemente voluta qui a Ribera, nella tua città, che ti ha dato i natali politici. L'unico merito è quello di aver proposto al partito la riproposizione della festa dell'amicizia. Quando io l'ho proposto al nostro segretario nazionale Totò Cuffaro, eravamo un po' tutti scettici da questa proposta e poi alla fine i colleghi se ne sono usciti, la vuoi? Organizzala tu nella tua città. Insomma, sono le 5 di pomeriggio, sembra quasi estate, vedete quante persone ci sono qua, vuol dire che la Democrazia Cristiana esiste. Il grande merito di Cuffaro invece è quello di aver riportato un'idea, un ideale, di averlo riportato nella scheda elettorale prima, di averlo riportato nelle piazze poi e di averlo riportato soprattutto nel cuore di tantissimi siciliani. Spero che possa essere portato anche nel cuore di tantissimi italiani. Credo che in Italia esiste un elettorato, un popolo di ispirazione democratica cristiana, condividiamo i valori. E quindi parte da Ribera, è un'edizione riproposta dopo il 1993 a Pesaro, quindi sicuramente per noi è una grande e una bellissima soddisfazione. Speriamo che la gente possa divertirsi, che possa ascoltare dibattiti dove non saranno soltanto passerelle della Democrazia Cristiana, perché ci sono fiori di politici, di imprenditori, di persone del mondo del sociale che affronteranno tutti i tavoli sperando di dare un contributo alla crescita del nostro territorio. Una crescita che preoccupa i suoi avversari, qualcuno vede questa crescita del partito in maniera diciamo un po' preoccupante? No, credo che i nostri avversari non sono preoccupati, rispettano la Democrazia Cristiana così come noi rispettiamo gli altri. È un partito che è la stessa stregua degli altri, lavora nei territori e quando qualcuno lavora poi i risultati arrivano. E questo è il frutto non del mio lavoro, è il frutto di un lavoro di squadra che parte da Cuffaro, dalla segreteria regionale, dai parlamentari, ma io voglio ringraziare uno per uno, da Marcello Danna che è segretario locale a tutti gli altri iscritti. Vedete che tutto quello che hanno fatto è stato fatto con le loro mani, si sono improvvisati manuali, si sono improvvisati sarte, insomma, quando qualcuno crede in qualcosa i risultati arrivano. Buona festa dell'amicizia a tutti. Oggi in festa noi siamo contenti, sono contento di aver ospitato questa 3 giorni della festa dell'amicizia che ritorna dopo 30 anni e l'amministrazione comunale ha collaborato nei giorni precedenti, ha accolto con grande piacere la possibilità di avere a Ribera questo ritorno della festa nazionale della Democrazia Cristiana. Mi lega un rapporto di amicizia vecchio con Totò Cuffaro, segretario nazionale, con l'onorevole Pace, deputato locale, e sono certo che verrà fuori da questi 3 giorni di dibattiti, di tavoli tematici che
parleranno di agricoltura, di immigrazione, di crescita economica, di sussidiarietà, di solidarietà, sicuramente verranno fuori alla fine spunti di riflessione importanti che ci aiuteranno tutti, ognuno per il nostro ruolo e ognuno per le nostre appartenenze, a lavorare sempre meglio per i nostri territori, per le nostre comunità. Intanto grande rispetto per Ribera e grande rispetto per la Democrazia Cristiana. I coordinatori, i colleghi, i deputati mi hanno voluto invitare e chiaramente come Presidente dell'Assemblea partecipo con grande piacere. Cercheremo in questi giorni non soltanto di fare delle passerelle ma di costruire, lasciare qualcosa affinché possiamo dare risposte nel territorio. Le condizioni ci sono tutte, ritengo che nella vita ci sia un discorso fatto sia sulla priorità che sulla volontà. Ci auguriamo che ci siano delle priorità che riusciamo a individuare assieme e la volontà politica di poterle portare avanti. Presidente Bollari, che messaggio può partire da Ribera per la festa dell'amicizia? Lei da poco ha sposato questo progetto politico? La politica e anche stare insieme ed è un messaggio importante per coloro i quali ritengono la politica lontana. Verrà inaugurato alle 16 alla Scuola dell'Infanzia Collodi di Fontanelle lo spazio Micropolis, dedicato ai bambini e alle famiglie, realizzato in collaborazione anche con la parrocchia di San Nicola e il comitato di quartiere Fontanelle Insieme. Lo spazio sarà aperto tutti i giorni, escluso il sabato, dalle 15:30 alle 18:30 nei locali della scuola in via Alessio Di Giovanni. Domani alle 17:30 al Circolo Empedocleo di Agrigento si terrà un incontro organizzato dal PD sul decoro della città, compromesso dal grave stato igienico sanitario. Non c'è infatti un solo angolo che si salvi dall'incuria. I promotori in mattinata incontreranno il sindaco Miccichè e l'assessore Trupia per consegnare un documento con le proposte per un servizio finalmente efficiente. Il prossimo 12 ottobre a Grotte è in programma un convegno I fasci lavoratori. Ascoltiamo l'intervista di Arturo Cantella al professor Gaspare Agnello. Giorno 12 a Grotte, un'interessante iniziativa, un congresso sui fasci minatori siciliani. Ecco, parliamo di questo evento, perché questo evento e come si snoderà. Il 12 ottobre del 1893 a Grotte si tenne il primo congresso regionale dei fasci dei minatori. Ebbene, noi sappiamo che negli anni 90 del 1800 ci fu in Sicilia il grande movimento dei fasci dei lavoratori. I contadini si sono riuniti in provincia di Palermo ed hanno approvato una carta dei loro diritti. A Grotte il 12 ottobre i minatori hanno approvato una carta dei loro diritti che è fondamentale. Per esempio, i carusi che entravano nelle miniere a 7 anni si stabilì e si chiese che dovessero entrare non prima di 14 anni. Si chiesero le 8 ore lavorative, si chiese di fare in modo che quando il prodotto estratto dalla terra doveva essere misurato, si misurasse con una cassa regolare, non i padroni mettevano una cassa più lunga per defraudare i lavoratori. Si chiese che i lavoratori potessero acquistare i loro prodotti nelle botteghe liberamente, mentre erano costretti ad acquistare i loro prodotti nelle botteghe dei padroni. Quindi tanti diritti. Purtroppo Francesco Crispi poi approvò lo stato d'assedio e il movimento dei fasci è morto così nel sangue. Chi sono gli ospiti che partecipano all'iniziativa? Il professore Giannone relazionerà sul movimento dei fasci dei lavoratori. Noi riteniamo di festeggiare i 130 anni del congresso di Grotte perché a Grotte e in Sicilia è nato il movimento operaio italiano, il movimento sindacale, e poi a Grotte i dirigenti dei fasci hanno creato il Partito Socialista. Quindi diamo appuntamento esattamente dove e a che ora? La mattina al Comune inaugureremo una mostra fotografica sulle miniere e una mostra dei libri che vengono dati da Pippo Di Falco. Il pomeriggio alle 4:30 inauguriamo una strada intitolata
ai fasci dei lavoratori, e verso le 5:30 nella sala del Consiglio Comunale ci sarà una relazione del professore Giannone e di Pippo Di Falco. Evidentemente ci sarà il saluto del sindaco. Open Day, un laboratorio creativo per adulti, ragazzi e bambini. Arturo Cantella ha intervistato Ilaria Bordenga. Ilaria Bordenga, parliamo di questa iniziativa, di questo Open Day della tua struttura teatrale. Bene, domani giorno 7 alle 16 apriremo le porte all'Open Day. L'Open Day è all'Open Space Theater, che è la nostra associazione, in via Empedocle 159 ad Agrigento. Apriremo le porte a questo nuovo laboratorio che si chiama Dance Theater Your Life, un laboratorio aperto a tutte le fasce d'età, dai bambini ai ragazzi agli adulti, chiaramente divisi in classe, e aperto a tutti, nel senso per chi vuole fare un percorso specificatamente attoriale o per chi vuole semplicemente esplorare se stesso attraverso le varie tecniche teatrali, di danza, chiaramente inglobando tutte le arti, quindi la musica e il canto, e partendo proprio dal movimento creativo noi andremo a lavorare su quello che è la gestione del proprio movimento, del gesto, delle emozioni e anche della parola. Quindi diciamo che la possibilità attraverso questo laboratorio di poter sperimentare se stessi e di poter, come dire, scoprire, esplorare le varie potenzialità per avere un talento nella vita, non solo sul palcoscenico. Chiaramente lo faremo attraverso il gioco, come diceva Pirandello, noi giochiamo anche noi adulti, ma sempre con grande serietà. Quindi vi aspetto domani all'Open Day alle 16 in Open Space Theater. Ciao! Pausa pubblicitaria, linea alla regia, torniamo tra poco. Nuova esperienza digitale a Palermo. Vediamo di che si tratta. Pavimento e pareti di Palazzo Trinacre a Palermo inondate da un racconto di circa 35 minuti in cui si susseguono le opere del misterioso artista britannico, un mix di immagini, suoni e musiche capaci di evocare immediatamente la cultura underground di Bristol. È la mostra Inside Banksy, organizzata da Marcella Aiello e Alessandro Paladino a Palazzo Trinacre, nella quale i visitatori saranno immersi in un ambiente multimediale, sensoriale, emotivo e immersivo a 360 gradi, attraverso le immagini e i progetti di Banksy, trasportando lo spettatore al centro del mondo della street art. Banksy torna in città a Palermo, questa volta in una veste diversa. Sicuramente è una veste mai vista e questa è la cosa più importante. Questa mostra, che si chiama Inside Banksy Unauthorized Exhibition, è la prima mostra multimediale del Sud Italia in uno spazio meraviglioso, che è un nuovo spazio immersivo e creativo che la Fondazione Barbaro ha fortemente voluto proprio partendo da questa mostra. Una mostra che unisce la tecnologia alla cultura ed è un modo proprio che la Fondazione Barbaro ha voluto fortemente per cercare di agevolare la fruibilità dell'arte da parte di chi magari non è abituato a questo tipo di circuito. Agevolare la fruibilità, ma ci sono anche difficoltà nell'allestimento. In cosa consiste anche la preparazione? Non difficoltà, ma piuttosto complessità, perché realmente è una mostra immersiva. Immersiva vuol dire che colpisce tutti e 5 i sensi, il visitatore potrà immergersi dentro l'arte di Banksy e trovare attraverso musica, attraverso suoni, attraverso immagini e attraverso un percorso descrittivo che racconterà l'arte sovversiva di questo writer britannico famoso in tutto il mondo. Visita in Sicilia della Commissione europea per la coesione e le riforme. Il servizio. La regione siciliana cofinanzia uno dei progetti di ricerca tra i più significativi del Sud Italia, secondo l'Agenzia per la coesione territoriale, ovvero il potenziamento del progetto Good Manufacturing Practice dell'Ismet, realizzato in partenariato con la Fondazione Rimed.
Lo ha detto l'assessore regionale alle attività produttive Edita Maio nel corso della visita in Sicilia della commissaria dell'Unione Europea per la coesione e le riforme Elisa Ferreira, che questa mattina ha fatto tappa all'Ismet di Palermo per toccare con mano uno degli interventi più importanti finanziati nell'isola con i fondi europei. L'attività prevede la realizzazione di un centro di ricerca clinica, biomedica e traslazionale che attraverso approcci e sistemi di intelligenza artificiale sia in grado di identificare soluzioni e implementare strategie e sistemi diagnostici, terapeutici e preventivi per l'applicazione della medicina di precisione. È stato un piacere, un onore per noi oggi aver accolto la commissaria dottoressa Ferreira, commissaria europea. Abbiamo parlato di ricerca e dell'investimento che farà la mia struttura assessoriale nel campo della ricerca. Col POFESR 2021-27 avremo tante risorse per migliorare le infrastrutture di ricerca in Sicilia e soprattutto lavorare in sinergia con Ismet, con Rimed e con coloro che attraverso la ricerca possono dare segnali importanti e migliorare il servizio ai cittadini siciliani, soprattutto coloro che ne hanno bisogno. È un progetto importante che noi abbiamo cofinanziato, circa 8 milioni di euro di intervento che va a puntare alla medicina di precisione, quindi ripeto, un progetto che va a migliorare indubbiamente le infrastrutture di ricerca e soprattutto attraverso il miglioramento delle infrastrutture di ricerca indubbiamente possiamo dare un grande servizio ai cittadini. Per cui lavoreremo su questo, ripeto, con la programmazione 21-27 stiamo lavorando per mettere ingenti risorse su questo campo e lavoreremo sicuramente per far migliorare il servizio a tutte le strutture ospedaliere che lavoreranno sulla ricerca. Andiamo a Messina. Per il sindaco il dialogo sulla realizzazione del ponte rimane aperto. Il sindaco qualche tempo fa ha lamentato uno scarso coinvolgimento da parte di chi progetta il ponte nei confronti della città. Adesso si parla, insomma, i documenti per il progetto definitivo sono stati consegnati. La città cosa sa rispetto a questi aggiornamenti, cosa propone? La città ha avviato un percorso a metà settembre con un primo incontro che abbiamo fatto a Roma insieme al vice sindaco che ha la delega al ponte sullo stretto, parlando con l'amministratore delegato della società, con Pietro Ciucci. Abbiamo iniziato un percorso che forse doveva essere iniziato prima. Settimana scorsa sono venuti i tecnici della società Stretto di Messina. Nel frattempo Eurolink, che già aveva avuto mandato da parte della società, ha predisposto, o meglio ha presentato un progetto definitivo che di fatto è quello già in pancia dal 2011. Le interlocuzioni che abbiamo avuto sono servite più che altro a comprendere quello che poi oggi stiamo vedendo, cioè un progetto che di fatto è identico, se non nell'aggiornamento di attività formali rispetto ai 10 anni che sono passati. Con i tecnici, il vice sindaco ma anche il direttore generale abbiamo cominciato a capire quali possono essere le eventuali modifiche non tanto alla struttura del ponte ma alle opere connesse al ponte. Nel frattempo Eurolink va avanti rispetto a quella progettazione che era quella che già c'era, quindi le interlocuzioni sono in essere, credo sia ancora abbastanza presto per fare il ragionamento complessivo, ma i tavoli si sono già attivati. E restiamo a Messina. Pari opportunità, un progetto internazionale per la città dello Stretto. È molto importante un'iniziativa del genere e soprattutto essere partner di questo progetto, in quanto è un'ulteriore sfida che ci poniamo come comune, ovvero quello di far camminare di pari passo il public procurement insieme alla gender policy, perché appunto crediamo, come abbiamo detto più volte, che l'ambito lavorativo è un ambito da non trascurare, in quanto si passa tantissimo tempo del nostro quotidiano e quindi proprio là possiamo incidere in quelle che sono appunto le politiche di genere e quindi abbracciare quella che è la riduzione delle disuguaglianze anche appunto all'interno di un contesto del lavoro. Sono il leader di questo progetto e speriamo chiaramente di dare un contributo notevole a queste questioni attraverso il progetto.
Ci sono molte sfide che dobbiamo affrontare in termini di pari opportunità, per esempio il modo in cui le donne vengono rappresentate nei governi locali. Per esempio, in tutta l'Europa circa il 29% di assessori sono donne contro il 71% di uomini. E poi c'è una grossa differenza anche in termini di salari sia nel settore pubblico che in quello privato. E adesso due notizie di teatro. Il 2 ottobre è stato l'ultimo giorno per rinnovare gli abbonamenti al Teatro Pirandello con diritto di prelazione. La risposta è stata straordinaria per la Fondazione, che ringrazia chi consente al Teatro Pirandello di continuare a crescere. Fino al 13 ottobre sarà possibile effettuare nuove sottoscrizioni in base alla disponibilità. Domani e domenica, primo spettacolo della stagione al Teatro Postavecchia. Vediamo. Sabato 7 ottobre alle ore 21 e domenica 8 alle ore 18, primo spettacolo della nostra stagione teatrale con Sergio Vespertino, in uno spettacolo comico dal titolo Sopra un palazzo. Seguiranno altri spettacoli naturalmente nel corso della stagione di prosa, musica e cabaret, e come sempre daremo ampio spazio alle compagnie teatrali amatoriali e non che operano sul territorio. Quindi vi aspettiamo in tanti. Ciao a tutti e a presto. Voglio darvi un paio di date che sono indispensabili per trovarci a ridere insieme. Sabato 7 alle ore 21 e domenica 8 alle ore 18. Dove siamo? Ad Agrigento, Teatro della Postavecchia, un piccolo gioiello incastonato dentro la città, a fare lo spettacolo Sopra un palazzo, io con Pierpaolo Petta alla fisarmonica. Ci sarà tanto da ridere, il buon Giovanni Moscato aspetta le vostre prenotazioni, blocchiamo, divertiamoci insieme. Vi aspetto numerosi, ciao! Bene, con questo è tutto, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.